E sono 11, 8 in campionato, 3 di Coppa. Queste sono le vittorie consecutive della Femice Z Rugby Rovigo Delta. Non una partita semplice al Quaggia, lo sapevamo, lo immaginavamo, però alla fine 5 punti sono tornati a Rovigo ed è la cosa più importante per mantenere la vete. Ne parleremo oggi in una puntata veramente speciale in cui parleremo di rugby, ma parleremo anche di angeli. E lo faremo con grande profondità e grande voglia di scoprire questa uscita letteraria, questo libro, Il Mediano di Dio. Stiamo parlando di Nicola Perin e lo faremo con il papà, Roberto Perin. Ciao Roberto, benvenuto. Buonasera a tutti. E buonasera poi a tutti. Di rugby e non solo, parleremo con la nostra terza linea, Elia Venco. Ciao Elia, benvenuto. Buonasera, buonasera. Ora Elia, partiamo da te perché parliamo di rugby, parliamo della vittoria a Mogliano. Sapevamo che era difficile, lo è stato, ma insomma, quando la gara si fa dura e porta a casa 5 punti, vuol dire che qualcosa di buono stai facendo. Sì, mi hanno sempre insegnato che anche quando giochi male e vinci, allora lì vuol dire che sei forte. Ed è quello che abbiamo dimostrato ieri, insomma. Ci aspettavamo una partita diversa, volevamo metterli sotto con il nostro gioco, perché appunto l'obiettivo nostro insieme a Umberto è quello di avere il gioco migliore in Italia. E credo che lo stiamo dimostrando, visto gli ultimi risultati. Ieri non siamo riusciti ad esprimerlo al massimo, ce l'aspettavamo sì e no, siamo caduti un po' nel loro gioco, loro ci hanno messo sotto in mischia, nel drive, l'unica cosa che riescono a fare, però in qualche modo siamo riusciti a venirne fuori, noi 5 punti, loro 0 e direi che questo è l'importante. Ecco, più che altro i nostri 5 punti è la cosa che più fa piacere ai nostri tifosi. Roberto, tu hai seguito, hai visto la partita di Mogliano? Sì, l'ho vista ieri in TV. In TV, cosa ne pensi della vittoria del Rovigo? Come ha detto Lia, è stata dura. Loro per me hanno una vecchia guardia che li allena, Costanzo, e gli sta insegnando tante piccole malizie che ieri si sono viste, specialmente in mischia. Ecco, Elia, c'è questa cosa della spinta verso l'alto del destro del Mogliano, che è un po' la spinta del calvisano vecchia scuola. Insomma, Riccardo non aveva mai visto così in difficoltà, c'è qualcosa che cambia, no? A naso, cosa si è percepito dal campo? Allora, io di quello che succede lì davanti in prima linea ne so poco, per cui era meglio se ne parlasse un pilone, però c'è da dire che non ho mai visto Riccardo soffrire in mischia. E anche ieri secondo me non ha sofferto la forza della prima linea del Mogliano, semplicemente hanno tecniche un po' difficili da spiegare. Cioè, sono legali secondo te o sono alternative? Io so che era venuta fuori una storia che non era proprio legale al massimo, con Polaru mi sembra del Sugana aveva detto qualcosa a riguardo, però finché gli arbitri non dicono niente sono legali, c'è da dire. Noi ci siamo allenati tutta la settimana insieme a Chino Properzi per provare a contrastarli e siamo andati anche meglio forse rispetto all'andata. Sì, credo di sì. Però non abbastanza, quando pare, però vabbè. Sapevamo che in mischia avremmo sofferto e volevamo metterli sotto nel gioco ed è quello che alla fine abbiamo fatto. Ecco, Roberto, sei d'accordo con Elia che insomma, quando alla fine tu riesci a portare a casa una partita del genere, dei feedback positivi ti restano e sei ancora più confidente? Sì, perché vincere è sempre bello. Ecco, tra l'altro Rovigo aveva l'incrocio più difficile rispetto alle altre prime in classifica, perché comunque le altre avevano degli incontri un po' più agevoli, eccezione fatta per la sfida delle Fiamme Oro che ha perso con i Medici, ma ne parleremo dopo. Nello specifico cosa ti è piaciuto, Roberto, del Rovigo Mogliano? Nello specifico mi è piaciuto la voglia di portare a casa il risultato. Tutta la squadra ha dato il massimo. Più di portare a casa il risultato, visto che hanno dato quello che dovevano dare. Ecco, e lì secondo te la sensazione, tu l'hai vista ovviamente da bordo campo, non sei entrato ma la vibrazione è la stessa, come hai percepito la cosa? Cioè il punto forte del Rovigo qual è stato? È stato un momento a metà secondo tempo, anzi negli ultimi 10 minuti del primo tempo, scusami, in cui sembrava avessimo perso un po' la bussola, a dire la verità. Chino ha detto qualcosa negli spogliatoi, c'è stato qualcosa che ha fatto cambiare, pendere un po' l'asticella da un'altra parte? No, guarda, tutto sta nel gruppo, insomma, c'è un forte gruppo, forti amicizie e quindi nei momenti di difficoltà questo gruppo viene fuori. Tutti insieme riusciamo a raggiungere un unico obiettivo, dal primo che è in campo a quello che è in panchina, a quello che è in tribuna, a quello che la sta guardando da casa.
siamo un gruppo, tutti e 34, e riusciamo a venire fuori anche da queste situazioni, come dalla situazione in cui eravamo 3 mesi fa, che sembrava il Rovigo peggiore da 10 anni a questa parte, invece adesso siamo all'11ª vittoria di fila. Quindi non è una frase fatta sta cosa del gruppo, è vero? No, è vero, a mio parere almeno. Certo, e come la vivi, come si vive? Qual è la differenza secondo te rispetto magari al passato? Non saprei dirtelo perché avendo sempre vissuto a Rovigo questa cosa l'ho sempre sentita, sia da giovani. Il gruppo è ciò che rende Rovigo forte e quindi questo qua è il mio secondo anno in prima squadra. Ti dirò che forse quest'anno ancora di più dell'anno scorso. Ho sentito un po' la differenza, forse perché siamo anche più giovani, non lo so, siamo più affiatati, anche comunque quelli nuovi che sono arrivati sono integrati benissimo, ci danno una mano, nessuno si crede al di sopra degli altri, come dice Umberto, tutti utili, nessuno indispensabile, ed è questa la nostra forza. Bene, andiamo a vedere la bella vittoria della Femici Z Rugby Rovigo Delta alla Quaggia di Mogliano per la terza giornata di ritorno del top 12. Poi rientriamo perché, come abbiamo detto in fase di presentazione di questa puntata di Rugby House, sono tanti, molti e speciali i contenuti di oggi. Benvenuti al Quaggia di Mogliano, 14° turno del top 12 massimo campionato italiano di rugby. La Femici Z Rugby Rovigo Delta fa visita al Mogliano Rugby di Andrea Cavinato e Salvo Costanzo, che sono reduci da un filotto di 6 sconfitte consecutive, mentre Rovigo arriva da 8 vittorie di fila. Se sarà anche questo, no, in realtà è Gianmarco Vian, l'ha presa subito Lubiana per Chillon, seconda linea d'attacco, ancora Anton nel vivo, Mantelli, non una grande trasmissione per Cioffi punta, Danna, compagno di Nazionale 7, si deve togliere qua Facchini, lo fa, altra fase con Riccardo Brugnara che esce dal frontale, fa sempre quel metro prezioso per portare la squadra in avanzamento. Matteo Ferro distribuisce per Mantelli, c'è un più al largo, vediamo Denis Majstorovic, attacca direttamente lui, la spalla interna, la prima meta della Femici Z Rugby Rovigo Delta, quando siamo giunti al quarto nello staff del Mogliano campione d'Italia. Leo Mantelli alla conversione, non c'entra i pali, per cui al quarto minuto di questo calcio di punizione dai 22 all'altezza dei 5, Bandini su, accorcia a cercare di rompere la difesa del Mogliano, muove Mantelli, prova a attaccare lui, messo giù il pop per Pippo Gadorini che invece di scaricare prova il dritto per dritto, palla ancora interessante, Chillon fuori, la potenza di Denis Majstorovic che prova ad andare oltre, vediamo l'arbitro. C'era comunque un vantaggio precedente, Chillon la gioca veloce, come sempre, palla fuori per Matteo Ferro, aspetta un sostegno di qualcuno, anzi la giochiamo direttamente da lì, Matteo Ferro si prende la responsabilità di questo carry, Nico D'Amico, ben chiusa la porta per il bolognese che comunque riesce a trovare un buon angolo per mettere la palla a disposizione per Chillon, Gianmarco Vian, ancora vivo pericolosissimo, con Chillon dentro per Leo Mantelli, non ce la fa per 1 millimetro, troppo corto il toscano, Chillon ancora palla fuori, tutto facile, seconda meta per Denis Majstorovic, la Femici Z Rugby Rovigo Delta, Denis Majstorovic che può sigillare la seconda meta personale, alla quale si aggiungono anche i 2 punti di Leo Mantelli, per cui il 15° è ancora del Mogliano. Ho visto Chillon mettersi lì vicino, ancora Mogliano ci prova con pick and go vicini al raggruppamento Bocchi, ristabilito dopo l'infortunio precedente Fabi. Vediamo chi va a innescare, forse le seconde linee potenti della squadra di Cavinato. C'è la meta del Mogliano. Questo profilo doveva indossare la maglia numero 10. È un'ottima realizzazione da parte del neozelandese, per cui è stato di buona reattività. Canali, centrale, non contesta Mogliano. Rovigo si è organizzato, prova a spostare l'asse per trovare il pertugio giusto, sta andando Rovigo, siamo veramente vicinissimi, pallone tra le mani di Matteo Ferro, vediamo cosa decide di fare, potrebbe andarci, meta Matteo Ferro, la grande esperienza del capitano rossoblu che ha visto quel lembo di terreno, lui deve mettere tutto il suo know-how e tutta la sua esperienza. La trasformazione non avviene per Leo Mantelli, per cui 17-10. Si deve togliere Thor Alvorsen, la palla emerge in questo momento tra i piedi di Kaila. Ancora Mogliano che prova ad andare oltre.
Ha eretto un muro Rovigo, salta un caschetto. Lubian a mettere quesiti ai giocatori del Mogliano. C'è la meta però del Mogliano, la meta da parte di De Lorenzi. Prende la rincorsa e infila l'H, per cui 17 pari. Canali, ancora la presa. Rovigo si organizza con il pacchetto Momberg, ultimo elemento. L'abbrivio è di quelli che possono portare la quarta meta. Arriva la quarta meta del Rovigo. Arriva la quarta meta del Rovigo con Jacques Momberg. La concentrazione del kicker toscano. Occhio sui guardialinee. Palo sfortunato Mantelli. Vian la presa. Tentativo di sacking da parte di Mogliano che non avviene. E adesso il drive con Jacques Momberg, Thor Alvorsen. E adesso Vian, il trenino rodigino. Primo stop, Loro costretto a giocarla. Chillon fuori. Massimo Cioffi, finta e poi riparte. Danna si deve togliere. Tentativo di controrack. Antl va a sfidare Ferraro, palla che esce, però sono le mani. Questo è un calcio pesantissimo. Non va, non c'entra i pali. La presa di Matteo Ferro, il capitano in campo. Ancora non si tolgono, rotola via. Con calma. Da Alberto Chillon. Il calcio di Chillon sulle bandierine. Fisicamente molto calata nel corso di questi ultimi 40 minuti. Jackman non sembra ben indirizzato al calcio. Vediamo Mantelli, calcia fuori. Il triplice fischio di Bottino. La FMCZ Rugby Rovigo Delta sbanca il Quaggia e vince 25-17 contro Mogliano. Mogliano che nella seconda frazione di gioco ha dovuto giocare per 20 minuti in inferiorità numerica per il doppio cartellino giallo. Un Rovigo che mantiene la testa della classifica e sfiderà domenica al Battaglini il Valo Rugby Emilia, vincente nella sfida odierna, per cui un grande match da seguire sempre insieme. Buon proseguimento! Di certo bisogna girare pagina subito, immediatamente. Domenica allo stadio Mario Battaglini è di scena il Valo Rugby Emilia, la grande sorpresa di questa stagione del top 12 che, insomma, a dispetto di quelle che potevano essere le aspettative di un calo, questo calo non è ancora avvenuto con tanto di vittorie prestigiose tipo quella in casa delle Fiamme Oro nel turno precedente. Una Valo Rugby Emilia che è con Rovigo e Calvisano in prima con 53 punti, per cui abbiamo parlato molto del derby d'Italia per la sfida al vertice, ma questa decisamente non è da meno, vero Elia? Certo, è una finale. Domenica sarà una finale, loro sono una buona squadra e l'hanno dimostrato da inizio campionato a questa parte, però noi abbiamo dimostrato di essere più forti vincendola in casa loro e lo dimostreremo anche domenica. Roberto, quanto ci ha sorpreso sto Reggio Emilia noi? Abbastanza, abbastanza, non si pensava mai che fosse così là in cima. Sì, è veramente incredibile questa cosa, soprattutto la continuità, no? Sì. Non credi? Sì, tutta la continuità, che non hanno anche una rosa tanto larga, vero? larga. Però è anche vero che in un'annata, adesso guardiamo un po' il Petrarca, no? Il Petrarca che sta avendo, diciamo, più sfortuna rispetto alla passata stagione, è ovvio che ne sta soffrendo. A Reggio sta andando praticamente tutto Bene. Perché tante volte uno dice, ma sulla carta com'è la squadra? È forte, meno forte? Però conta molto anche il periodo di forma in cui tu approcci a un determinato match e alla quantità di infortuni che tu hai in quel momento, perché quella fa la differenza. Poi noi, Roberto, ci ricordiamo insomma, che con Reggio Emilia qualche anno fa abbiamo avuto anche sì, abbiamo avuto anche delle belle sorprese. un bel dispiacere. Come state approcciando questa settimana, Elia? La stiamo preparando bene, cioè la prepareremo bene, abbiamo già comunque parlato di come approcciare la sfida nelle scorse settimane e daremo il massimo. Alla fine noi trattiamo ogni partita allo stesso modo, non c'è la parità contro l'ultima in classifica, la parità contro la prima, noi diamo sempre il massimo nel rispetto degli avversari, nel rispetto di noi stessi. Ogni domenica è una sfida contro noi stessi
che sia l'ultima in classifica da dare 60 punti, che sia la prima da vincere all'ultimo, noi diamo sempre il massimo. Ecco, hai detto, hai anticipato che ne avevate un po' parlato, ma nel pre-Mogliano, no? Tecnicamente come avviene la settimana? Nel senso, il focus è il weekend, ma intanto si inizia un po' a elaborare o un pur parler tra di voi, o c'è qualche linea guida da seguire in vista della partita successiva? No, iniziamo a preparare le partite, il lunedì solitamente comunque il primo giorno della settimana, guardiamo video della scorsa partita, guardiamo cosa migliorare, guardiamo anche video delle squadre avversarie, come si comportano, i loro punti deboli, dove attaccarli. Insomma, quello che vuole Umberto è che diventiamo una squadra imprevedibile, che le altre squadre non sappiano quale sia il nostro punto debole, perché appunto non ne abbiamo, e quindi ogni partita la prepariamo a modo diverso. Dobbiamo essere, non so come dire, imprevedibili, insomma. Elastici, modellabili, esatto. Insomma. Non avere schemi fissi. È un super lavoro però. Sì, infatti ogni settimana prepariamo nuove giocate, nuove tattiche, eccetera. Beh, è anche stimolante però. Sì, sì, però diciamo questo è per far capire che non è solo un lavoro fisico, il rugby, è anche da usare insomma anche la testa. Certo. Roberto, ci ha un po' colpito tutti il derby col Petrarca, ci siamo anche visti in tribuna tra l'altro, ma non tanto il gioco, l'atmosfera che c'era sulle tribune, non è un po' che non si respirava quest'aria? Sì, era proprio un po' che non si respirava quest'aria proprio di derby, i veri derby di una volta. Di una volta. E secondo te a cosa è dovuto questo entusiasmo, chiamiamolo così? Ma non saprei neanche dirlo, ma forse la voglia di vincere tutti quanti. Certo, la voglia di vincere, insomma, dopo il 2016 sono passati 3 anni, per cui tocca ancora a noi, no? Non è che possiamo aspettare molto tempo, siamo fatti così. Nelle altre partite di questo terzo turno del girone di ritorno spicca ancora la sconfitta delle Fiamme Oro, che noi affronteremo praticamente dopo il Valo Rugby Emilia. Adesso io non voglio anticipare troppo le tappe ovviamente, però per le Fiamme e il Petrarca, che ha perso comunque un punto rispetto a noi, tra l'altro Petrarca con qualche infortunio, Lamaro pare che sia uscito dolorante, Calvisano ha avuto dei problemi con Lein, quindi il numero 10, un problema alla spalla, e Zrilic che è uscito nelle stampelle. Insomma, il fattore infortuni conta parecchio, e soprattutto le Fiamme che non hanno ancora molte cartucce da spendere. Ogni anno le Fiamme, Roberto, sembra poi sì, ogni anno partono con una rosa da far paura, ma dopo si perdono, non si sa il motivo, non si sa. Chissà come mai. Forse Umberto lo sa meglio di noi, che ha vissuto là un anno probabilmente, no? Sì, sicuramente. Ecco, che non è detto che poi loro restano fuori dai 4, è ovvio che hanno un po' di punti da recuperare, quindi sono obbligati probabilmente a vincere anche qui il Battaglini, perché perdere ancora qui vorrebbe dire probabilmente allontanarsi di più. State sentendo, Elia, come posso dire, la situazione positiva di affrontare tutte le sfide dirette in casa in questo girone di ritorno? Sì, infatti secondo noi la parte più dura è già passata. Abbiamo fatto un'andata che abbiamo giocato sempre fuori casa in trasferta, riuscendo ad arrivare tra le prime, diciamo, d'inverno. Finito il girone d'andata eravamo tra le prime, per cui adesso, tra molte virgolette, tutto in discesa, tra molte virgolette, nel senso, certo, sono rimaste solo 2 partite in trasferta e le altre tutte in casa. E il pubblico ci ha dimostrato che ci può dare una grande mano, l'ha dimostrato al derby. Il pubblico è sempre stato uno dei punti forti qui a Rovigo, e quindi ci serve tutto l'appoggio necessario per arrivare fino in fondo a questo campionato. Ecco, allora adesso, concentrandoci un po' su domenica, cosa dobbiamo temere in più? Cioè, quali sono le armi del Reggio Emilia, del Valo Rugby Emilia? Sicuramente la fisicità, a partire dal loro numero 8, Amenta, una squadra molto fisica che prova a metterti sotto fisicamente, però noi puntiamo prima di tutto a vincere sull'1 contro 1 e dopo a batterli nella velocità, nel nostro gioco. Quello delle velocità, continuità, e andare in meta così. Ritmo, insomma, esatto. Sul ritmo noi esatto, possiamo mettere in crisi il Valo Rugby Emilia. L'anno scorso, o meglio, sì, l'anno scorso, per quanto riguarda l'anno solare e nel girone d'andata, una vittoria proprio all'ultimo istante con un calcio piazzato di Leo Mantelli.
il Reggio Emilia che arriverà qui col coltello tra i denti sicuramente, perché insomma, quando sei lassù non vuoi decisamente fare un passo indietro, ti vuoi godere il più possibile il primato in classifica, a luce del fatto che una vittoria qui a Rovigo, Reggio Emilia praticamente strapperebbe 3/4 del lascia passare per i playoff. Facciamo una cosa, andiamo a sentire i rumors che arrivano dagli altri campi, poi rientriamo perché abbiamo un libro molto importante a presentarvi. Non c'è neanche il tempo di digerire la pesante quanto inaspettata sconfitta della scorsa settimana contro i Medicei per le Fiamme Oro, perché sabato alla caserma Gelsomini arriva il Calvisano, fresco del ritrovato primato in classifica insieme al Rovigo. Inutile nasconderlo, è un'ultima spiaggia per le Fiamme Oro. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Guidi di continuare la corsa verso il quarto posto. Una sconfitta invece, visto i 7 punti che separano i cremisi dalla quarta piazza, significherebbe dire addio quasi per sempre alle speranze di una qualificazione ai playoff. Quindi la pressione è tutta sulle spalle della squadra della Polizia di Stato. Al contrario, il Calvisano verrà a Roma sapendo di dover fare la partita, voglioso di mantenere il primato in classifica, ma consapevole che una sconfitta non comporterebbe problemi alla qualificazione a playoff. Una per tornare a volare, l'altra per tener vivi i sogni di gloria. Il match tra Valsugana Padova e Toscana Aeroporti Medicei, in programma domenica 17 febbraio allo stadio Plebiscito, offre tutti gli elementi che possono rendere avvincente una partita di rugby. A partire dalla sfida tra 2 allenatori che si conoscono molto bene, come Pollaru e Pasquale Presutti, avendo guidato insieme per diverse stagioni il Petrarca Padova nel decennio scorso, e successivamente rincontrandosi su panchine rivali. Per entrambi, il confronto di domenica riveste grande importanza, sia in classifica sia a livello mentale. Il Valsugana deve assolutamente rifarsi dopo il pesante stop subito a Parma con il Vano Rugby Emilia, anche perché nel frattempo il Verona si è portato a +4 sui biancazzurri patavini, che occupano il penultimo posto con 18 punti. La squadra di Firenze, invece, ha bisogno sia di punti pesanti, sia di dimostrare una volta per tutte di appartenere alla metà alta della classifica di top 12, in cui si trova al 6° posto con 35 punti. I playoff rimangono distanti per i Medicei, azzoppati da una partenza deludente, ma le ultime prestazioni parlano chiaro. Il 15 di Presutti ha le carte in regola per battere chiunque, come dimostrato andando a vincere sul campo delle Fiamme Oro nell'ultimo turno di campionato. Oltretutto, il Toscana Aeroporti ha vinto 5 partite su 7 fuori casa, sorprendendo in trasferta perfino il Rovigo. D'altra parte, il Valsugana sa di avere tra le mura amiche un'arma in più, come verificato a loro spese da Viadana, San Donà e Mogliano. All'andata i Medicei conquistarono proprio contro i biancazzurri la prima vittoria stagionale. Finì 16-3, anche se il Valsugana non aveva ancora maturato la consapevolezza di potersela giocare alla pari con buona parte delle avversarie. Match e pronostico aperti dunque, con un occhio di riguardo a 2 pacchetti di mischia solidi e ricchi di giocatori interessanti. Dirigerà l'incontro l'arbitro Boraso di Rovigo, con i giudici di linea Piardi di Brescia e Toneatto di Udine. Quarto uomo, Cusano di Vicenza. Con le 2 davanti impegnate nel pomeriggio precedente nello scontro diretto, un match da vincere ad ogni costo, con un occhio alla classifica ed uno alla tenuta dello spogliatoio. Già, perché nell'imprevista dimensione che vede la Lafert lottare stabilmente nelle zone meno nobili del torneo, la partita con la Lazio, in programma domenica al Pacifici, è divenuta una delle tappe fondamentali dell'anno, con la squadra a doversi ritrovare rapidamente dopo la pesantissima sconfitta di Calvisano, pesante più nella forma che nella sostanza dei 60 punti abbondanti portati comunque a casa. Una performance, quella del Peroni Stadium, che ha lasciato strascichi importanti per l'atteggiamento remissivo messo in campo dai ragazzi di Green, passivi in difesa come mai si erano visti finora, spesati sul piano della lotta, insomma tutto tranne che il San Donà, che sarebbe lecito attendersi al netto dei risultati. La Lazio giunge in riva al Piave fresco della penalizzazione di 4 punti inflitta dal giudice sportivo in settimana, dopo che i biancazzurri avevano schierato 4 giocatori di formazione non italiana nella gara contro Verona, una specie di condanna semidefinitiva all'ultimo posto, che da un lato potrebbe aver fiaccato definitivamente le velleità laziali, dall'altro invece innescare uno spirito di rivalsa che contro un 15 smarrito come quello sandonatese rischia di alzare il coefficiente di difficoltà del match. Per certo non ci sono alternative alla vittoria per tenere unito l'ambiente e per saldare la posizione del tecnico neozelandese Green, forse mai entrato in piena sintonia con i suoi giocatori ed ora, assieme a tutto il resto della rosa, naturalmente posto sotto esame. Le squadre vanno in campo domenica alle ore 15, con gara affidata all'internazionale Mitrea. E il rugby è molto di più
di una palla ovale, di un campo di 30 giocatori, è molto di più, è molto più profondo, e tante volte ci sono dei momenti nella vita che ti fanno riflettere quanto importante sia questo ambiente. Oggi ne abbiamo voluto parlare invitando Roberto Perin, il papà di Nicola. Non stiamo insomma a ricordare chi è Nicola Perin, lo conosciamo tutti la sua storia, e è uscito praticamente lunedì questo libro, Il mediano di Dio, che racconta la storia appunto di Nicola. Un lavorone, Roberto, per celebrare questa persona, questo cuore d'oro. È stato un grande lavoro voluto da mia moglie, con la sua testardaggine, la sua forza che ha. È venuto fuori un bel lavoro, perché sono sicuro che avrà un bel risultato. Ecco, Nicola è stato un tuo compagno all'asilo, alle medie, alle elementari, sì, siamo mini insieme, rugby. Sì. Di Borsea come te, Elia, perché insomma anche il fatto che tu sia qui oggi è anche per darci un profilo più ampio di Nicola. E insomma ricordiamolo, scomparso il 24 dicembre del 2015, per cui insomma a 17 anni, dopo una lunga malattia, no Roberto? Sì, aveva una lunga malattia, aveva combattuto come un leone per sconfiggere questa malattia. È proprio una delle più terribili che ha avuto. Cioè, è stato anche sfortunato lui, perché purtroppo gli è venuta proprio la più cattiva che c'è in quel ramo lì delle malattie. Ecco, come avete vissuta voi compagni di squadra, diciamo, la malattia, o comunque questo periodo difficile a parte di Nicola? Diciamo che è brutto, lo dico adesso perché è passato, però quando ho cominciato a star male, adesso sono anche un po' arrabbiato con me stesso, perché a quell'età lì ti senti invincibile, non penseresti mai che uno della tua età possa arrivare a stare così male, e quindi mea culpa, non gli sono stato troppo vicino. Avrei potuto stargli più vicino, come anche altri nostri amici, però comunque è brutto vedere una persona della tua età che sta male e non lo capisci fino in fondo. Forse magari adesso sono maturato, mi comporterei in modo diverso. A quel tempo ero piccolo, non capivo. Ero sempre convinto, anche il 24 dicembre, scusami, io non ci credevo, ci ho messo fino al funerale per metabolizzare, perché vedere a 17 anni un tuo amico che se ne va è difficile da credere, perché a 17 anni hai tutta la vita davanti, sei giovane, è difficile. Ecco, Roberto, c'è da dire che la profondità di Nicola, perché molto spesso insomma, può capitare, no? Che succeda, insomma, non è l'unico caso purtroppo Nicola, ma Nicola aveva una profondità come persona che lascia senza parole, nel senso che ho studiato un po', ovviamente mi sono documentato, vuoi la fede, vuoi come interpretava la vita, mentre parlava Elia di queste cose, immagino Nicola che sorrida davanti a queste parole di Elia, proprio per dire è la vita che va così, non c'è da prendersi male questa cosa. Sì, lui aveva una profondità, lui aveva una disponibilità, aveva una voglia per dare agli altri, era molto partecipe, pensava più agli altri che a se stesso a volte, anche durante la malattia. Episodi che eravamo dentro in reparto, lui diceva: papà, come sta la Giulia, come sta la Sara, come sta... Cioè, aveva una profondità che ci ha spiazzati anche noi genitori, che non ci pensavamo mai. Ecco, diciamo che il sottotitolo del libro è Nicola e la sua inguaribile voglia di vivere, e il sorriso che ha Nicola, no? È quello che alla fine lo guardi, ti resta e dici: ma come può essere questa cosa? Proprio il sorriso era contagioso, Elia. Sì, ma anche lui ha sempre avuto il sorriso, era la sua arma, diciamo. Da buon mediano di Mischia, insomma. Anche da prima che lo conoscessi in ambito rugbistico, comunque lui è sempre stato disponibile, generoso, penso sia stata una delle persone più buone che ha mai conosciuto in vita mia, e dalle piccole cose fino alle cose più grandi lui c'era sempre.
Il sorriso, sì, l'ha tenuto anche durante la malattia, ha sempre voglia di vivere, voglia di mettersi in gioco, così come a rugby. Era sempre il primo a arrivare in campo, l'ultimo a andare via. E tanto competitivo, in senso buono della parola. Certo. Tra me e lui c'era sempre competizione perché eravamo due dei più forti under 14, andavamo sempre alle selezioni del CIV insieme. Tanta competitività in senso buono ovviamente. E dopo la domenica a combattere insieme. Ecco, Roberto, questo libro diciamo che ha avuto un percorso un po' travagliato, poi siamo riusciti a portarlo a termine, no? È scritto da Cristian Bonaldi, le edizioni sono edizioni Paoline, diciamo parla un po' della storia in generale di Nicola, vero? Sì, parla della scuola, della pesca, perché lui era innamorato anche di pesca, perché noi andavamo a pescare, facciamo delle giornate a pesca assieme, delle notti anche, era una passione che avevamo, dal rugby, tutti i suoi compagni che l'hanno conosciuto. È un libro che praticamente è la sua biografia, tutta la sua biografia in quel poco che è rimasto qua, ecco. Certo, e tra l'altro dicevo dei testimonianze appunto Sì. di giocatori, Elia mi pare ci sia, no? Tu Sì. sei dentro, C'è la testimonianza sua, c'è la testimonianza di Ugo Gori. di Ugo Gori, che tra l'altro è andato a trovarlo in ospedale. Sì, Ho visto una foto. Sì, è venuto a trovarlo il secondo trapianto, è stato invitato dalla dottoressa Putti, che è una petrarchina. Vabbè, lì glielo lasciamo, anzi. Sì, no, difatti mi ricorderò sempre la prima volta che col primo trapianto ci avevano chiamato alla domenica che dovevamo ricoverarci per entrare per fare il trapianto. Sì. E hanno voluto regalargli la maglia, Rovigo ha voluto regalargli la maglia che c'era ancora, giocava Bergamasco, Mirko. E gli hanno dato la maglia, che lui l'hanno chiamato negli spogliatoi, gli hanno dato la maglia, noi finita la partita siamo andati su direttamente a Padova e lui se l'ha messa proprio nella tastiera del letto e mi ricordo sempre è entrata la dottoressa Putti. Ecco, ci sono 2 o 3 passaggi che sono molto toccanti anche per giustificare quanto abbiamo detto in questa terza parte, no? Che il mondo del rugby è molto di più rispetto a una palla ovale che rimbalza in un campo da gioco. Il mondo del rugby, tu mi dicevi prima della trasmissione, ti è stato molto vicino. Sì, noi possiamo dire che il mondo del rugby ci è stato vicino prima e anche dopo, e noi non possiamo dire niente di questo mondo, perché Nicola, noi guardavamo le partite dall'ospedale e vedere questi giorni con scritto Forza Nicola che girava per tutta Italia, Forza Nicola che ce la devi fare, era una carica che dava a lui e anche a noi. Poi vedere tipo Troncon, Ugo Gori, stesso Conforti, perché anche Conforti che domenica l'ho salutato qua, l'altra domenica l'ho salutato, venivano a trovarlo, parlare assieme. Troncon è stato, mi ricordo sempre, è stato 1 ora e un quarto a parlare assieme a Nicola. 1 ora e un quarto sono cose che ti fanno veramente capire in che mondo, cioè, un rugbyista cresce, ecco, perché è proprio un mondo bello, un mondo, si dice, che ti dà tanto, ecco. Ecco, tra l'altro ci sono un paio di episodi, poi analizzavamo, Nicola insomma, ci ha salutati il 24 dicembre 2015, il 2016 è stato un anno insomma, ricco di soddisfazione per il mondo rugbyistico rodegino, lo scudetto vostro della 18, per cui la sua generazione che vince lo scudetto. Quanto c'era Nicola in quella squadra? Tanto. Sì, lui sono convinto che avrebbe fatto parte di quella squadra, come sono convinto che se fosse ancora qui sarebbe a giocare con me in prima squadra, perché c'aveva le qualità, c'aveva la voglia e la determinazione per andare avanti. È sempre stato un grande giocatore ed è sempre con noi in campo comunque, a seguire la sua squadra del cuore. Roberto, tu il giorno dello scudetto hai ricevuto comunque testimonianze di grande affetto, no? Sì. La testimonianza più grande me l'ha data Matteo. Matteo
io ero in campo, perché ero in campo davanti lì dove premiavano, è sceso, cioè mi ha detto questa è per Nicola, e lo stesso Stefano Massò. Tra l'altro dobbiamo spiegarla sta cosa, che l'ho scoperta stasera. Effettivamente era un tipo di atteggiamento che Stefano ha avuto negli ultimi anni a Rovigo, specialmente negli ultimi mesi, e io mi ricordo questa cosa nella semifinale a Mogliano, che Stefano mette una trasformazione, un calcio particolarmente difficile e punta con l'indice l'alto. In realtà, Roberto? In realtà lo dedica a Nicola, perché c'era un bel legame loro due, avevano un legame che molto legati, perché si allenavano anche assieme, e mi ricordo sempre che Nicola stravedeva per Stefano, perché io l'ho portato al campo che Stefano era appena arrivato, era le prime partite, Nicola non aveva neanche 10 anni Nicola, sì, praticamente. Lui se ne era innamorato subito di Stefano, lo seguiva dappertutto. Cioè, lui sapeva tutto di Stefano. Abbiamo ancora il cappellino di Stefano a casa, che hanno fatto il cambio di cappellino. Nicola ci ha dato il cappellino suo e Stefano gli ha dato il suo. Ecco, vedi te. Quindi quando Stefano puntava al cielo era verso Nicola. Questa è una cosa che non sapevo ed è effettivamente bellissima. E il libro è uscito lunedì 11, si trova in tutte le librerie. Sì, proprio il giorno del mondiale del malato. Ecco. Dato Nicola è nato il 2 febbraio, no? Del 98, quindi era anche una sorta di regalo di compleanno, sì, mettiamolo così, Roberto. Sì, sì. Si chiama Il mediano di Dio. Ecco, ve lo faccio vedere ancora una volta, lo potete insomma cercare nelle librerie vicino casa vostra, ci sarà anche probabilmente qualche attività qui al campo, no Roberto? La stiamo organizzando, tanto non c'è nulla da nascondere, ci farà molto piacere dare supporto, diciamo che il ricavato di questa azione extra libreria sarà dato in beneficenza. Sì. Noi collaboriamo con l'associazione di Padova che si chiama Tifucid, che praticamente ci occupa di quei bambini là, che sono là dentro, li assiste i bambini, assiste i familiari e assiste tutto quello che ci va dietro. Ecco, per cui tutto l'ambiente rugbyistico non può venir meno, ovviamente dal calore che ha dato in questi anni alla famiglia Perina. C'è un modo per ricordare Nicola ed aiutare il prossimo, cercando ovviamente di sollevare e dare più soluzioni possibile a tutti quei ragazzi che purtroppo hanno questa sorta di problematica. Tornando ovviamente alla quotidianità, al rugby, c'è da dire che domenica saremo in campo contro il Valo Rugby Emilia, ore 15. Roberto prima sottolineava l'entusiasmo che è ritornato sugli spalti del Battaglini. È una sfida per il primato, per cui l'entusiasmo bisogna mantenerlo. A maggior ragione ci sarà la possibilità di acquistare anche questo libro e dare, come dicevamo prima, manforte, ossigeno, ancora più forza alla ricerca e al supporto nei confronti di chi purtroppo sta peggio di noi in questo momento. Allora, appuntamento è domenica, ore 15, Valo Rugby Emilia ci viene qui a trovare il Battaglini, è il nostro feudo e difficilmente potrà portare a casa la posta, vero Elia? Certo, molto difficile. Grazie mille Elia di essere venuto. Grazie a voi. Roberto, è stato un piacere. Grazie a voi. Noi ci vediamo domenica e come sempre, Forza Rovigo. Buonanotte.